Riprendiamo e vediamo di mettere a posto un po' questa cassa perché effettivamente è un po' troppo bassa. Forse non è il suono ideale di basso per una cassa del genere. Allora proviamo ad andare a vedere come possiamo cambiarlo. Torniamo e vedete qua nello strumento avete questo bel cosino, voi lo spingete e automaticamente vi fa vedere a che cartella facciamo riferimento. Quindi noi basta adesso che clicchiamo, doppio clic sui diversi setup, diversi come si dice, presets del basso e cambiamo il basso. Ad esempio questo va già un po' meglio perché ha un po' più di acuti. Proviamo degli altri. Questo a me piace molto. Questo è molto soft, non è male. Ad esempio per un inizio questo va molto bene. Io resto su questo dove le cose sono un po' più chiare. Bene, ho scelto il mio suono di basso, il ritmo non è niente male e posso fare una cosa, ad esempio, invece di tenere solo delle note di un sedicesimo posso cominciare ad allungare delle note. Quindi togliamo la nostra bella matitina e sempre mentre lo faccio andare provo. Volete vedere un po' meglio le note perché così si capisce un po' poco, allarghiamo. Non è male, così non è niente male. Bene, arrivati a questo punto preferisco cambiare filmato e dirvi le altre cose dopo. Ciao!